questa sera il tema sarà poco artistico e molto biografico, no? Andremo a sbirciare nella vita privata e personale dell'artista, che comunque è un modo importante per conoscere l'arte e la personalità artistica, perché le due, come sappiamo bene, insomma, i due campi non si possono mai scindere completamente. Quindi grazie ancora Ivano Sartora, io ti lascio subito la parola. Grazie, buonasera a tutti. Allora, sì, Lino Selvatico ha avuto veramente una vita da artista, tra virgolette, no? Se per artista di quel periodo magari si intende anche un artista fuori dagli schemi, un po' irregolare, un po'. Punterò su questo cercando di non scadere nel chiacchiericcio, ma di seguire un filo logico che riguarda l'attività del pittore, insomma, e soprattutto la sua dimensione internazionale, la sua presenza sullo scenario internazionale. Di Lino Selvatico si è molto parlato, molto scritto durante la sua vita e la sua morte. Basti leggere, non so, la cronaca del Gazzettino, di altri giornali del suo funerale, che è stato tenuto sulla strada in Treviso, l'attuale Largo Altinia, allora piazza, credo fosse Vittorio Emanuele, di fronte alla barriera, che ora non c'è più, e per vedere l'elenco dei nomi della cultura italiana e degli artisti che erano presenti, una 30-40 tra le maggiori personalità, nomi da enciclopedie, insomma, ecco, per capirci, da Segantini giù, se ben ricordo, insomma, tantissimi. E si è molto parlato in vita, in morte, poi c'è stato un lungo periodo di oblio, però dobbiamo anche precisare che negli ultimi 8 anni è stata prodotta una serie di studi ingente. Siamo già al terzo, questi sono i 3 cataloghi che sono stati prodotti in questi 8 anni, della mostra di Capesaro a Venezia, della mostra agli Eremitani in Padova e la nostra mostra che è attualmente in corso. Allora, cerchiamo di procedere, adesso spero di trovare il sistema, eccolo. Allora, partiamo intanto dalla famiglia, è una famiglia interessantissima, famiglia veneziana, quella dei Selvatico, famiglia borghese di una certa agiatezza, che vive che nella seconda metà dell'Ottocento vive tra Venezia e Padova e poi nelle altre località dove la famiglia ha ereditato dei beni da uno dei più ricchi possidenti, il più ricchi in senso assoluto veneti del periodo, che è il conte Silvestro Camerini. Non so se avete presente, c'è il Polesine Camerini, no? Dove c'è una grandissima tenuta di questa famiglia Camerini, di non so quante centinaia di ettari, ma poi Camerini era l'attuale villa di Piazzola sul Brenta, poi Camerini era la villa Farsetti di Santa Maria di Sala. Ecco, alcune di queste proprietà, con testamento del 1859 di conto esecutivo alla morte di Silvestro Camerini nel 1866, vengono donate queste ingenti proprietà a Ercole Selvatico. Io ho trovato questo manifesto nel quale lui ha la veste di agente praticamente di del cavaliere Silvestro Camerini, quale ricevitore, quindi l'esattore delle tasse della provincia di Venezia. E ovviamente Silvestro Camerini è stato definito il più ricco, forse sì, e il più benefico cittadino del Veneto, una proprietà e dei beni
sterminati. Era analfabeta, ha dovuto mantenere da cariolante i suoi numerosi fratelli quando sono rimasti orfani, progressivamente appaltando lavori stradali, eccetera, anche tutte le strade del Regno Pontificio, costruisce una ricchezza senza limiti, che poi utilizzerà anche bene. Una parte di questi, compresi circa un po' meno di 500 campi di Roncade, passano alla famiglia Selvatico, ma assieme ad altre proprietà di Padova. Il motivo non è mai stato dichiarato, però nella famiglia Selvatico, io ricordo bene il papà, l'ingegnere Riccardo Selvatico Junior, papà di Giovanni che è qui presente, che continuava a dirmi: ma dicono che noi siamo figli del duca di Camerino. Poi con gli studi abbiamo trovato che non era il duca di Camerino, ma era il Silvestro Camerini, e quindi c'è una figliolanza naturale, diciamo così, che viene riconosciuta, e anche quel passaggio di questi beni. Poi c'è documentazione che insomma tuttora disponibile anche negli archivi, anche a Piazzola sul Brenta, per un'avvertenza, perché Silvestro Camerini muore senza figli, ma ha un nipote e lascia tutto in eredità al nipote, il quale si rifiuta di pagare la tassa di successione come era invece previsto nel testamento, e quindi da lì nasce una causa. Per nostra fortuna le cause sono sempre ben viste dagli storici, perché sono una miniera di informazione nelle cause legali. Ecco, allora questo è il motivo per cui il nostro lino selvatico, che si chiama precisamente Ercole detto Lino, Ercolino, Lino, ecco, quindi il nome ufficiale è Ercole, insomma Lino Selvatico, figlio di Riccardo, nasce a Padova. Questo è un certificato di nascita che è nell'archivio della famiglia, attualmente in deposito qui al museo, ed nasce una delle sue proprietà acquisite da parte del nonno, che si chiamava anche lui Ercole. Ecco, ed è figlio di quel Riccardo Selvatico che nel 1895 diventa sindaco per un solo mandato della città di Venezia, e da sindaco della città di Venezia fa molti interventi anche di natura sociale. Lui era un esponente della sinistra liberale, diciamo così, la parte democratica, con punte vagamente anche massoniche e anticlericali, sulle quali però bisognerebbe indagare, perché non è proprio così. Riccardo Selvatico, una delle cose principali che fa, oltre all'edilizia popolare a Venezia, eccetera, le cui case ancora esistono in città, avvia la Biennale d'Arte, l'esposizione internazionale della Biennale d'Arte, e la avvia in collaborazione con il cognato suo assessore Giovanni Bordiga, docente universitario a Padova, un ingegnere famosissimo, sul quale qualche anno fa è stato fatto un convegno di studi e ci sono gli atti. È un personaggio che ritroveremo adesso andando avanti. Questa è una veduta che l'archivio della famiglia Selvatico è preziosissimo anche per la parte iconografica. Non credo siano state ancora conteggiate le immagini fotografiche. Riunendo la parte dei Selvatico con la parte della famiglia Sperti, che poi troveremo, ecco, ci sono, io credo, almeno qualche decina di migliaia di foto di grandissimo interesse. Questa è degli anni 60, una delle prime, insomma, degli anni 60, ed è di fronte alla villa Barbarigo Selvatico di Biancade, quella che viene detta la villa dell'Orso. Ecco, andiamo avanti. Eccola qui, è una bellissima villa, poi è stata in parte deturpata dagli interventi durante la Grande Guerra, quando è stata svuotata, rifatto, però il pavimento esterno è rimasto, e per adattarla durante la guerra al comando tattico della Terza Armata, ed
è una villa che era ed è parzialmente ancora visibile, affrescata con affreschi del primo quarto del XVI secolo. Ecco, questa è un'altra immagine, ecco, dove si vede, ecco, dopo l'intervento dell'esercito, ecco, dopo il 18, ecco, si vede un po' la trasformazione. Questa viene detta la Villa dell'Orso. Già nel 18, nella corrispondenza che c'è tra l'agente di campagna Giuseppe Dolfo di Biancate con Luigi Selvatico, l'altro fratello di Lino, anch'egli pittore, è già in quel periodo di occupazione militare è già definita la Villa dell'Orso, perché qui appunto c'era questa bestia, questo orso, che ha una storia particolare, ha avuto anche un po' di notorietà a livello nazionale, perché un articolo di Ugo Ietti in prima pagina sul Corriere della Sera ne parla ampiamente, poi Ugo Ietti l'ha ripreso e ripubblicato qualche decennio dopo in Cose Viste, una raccolta dei suoi scritti. È interessante perché narra tutta la vicenda per cui, anzi lui inizia il racconto dicendo Lino Selvatico possiede un orso, anzi Lino Selvatico è un orso, e poi sviluppa un po' tutta la narrazione di questa vicenda. E questo orso si chiamava Cola. Dopo vedremo il legame che c'è tra Cola e una vicenda internazionale di Lino Selvatico. È uno zingaro che allo scoppio della guerra europea nel 14 deve rientrare nei Balcani, probabilmente in Montenegro, ecco, e questo zingaro va a offrire la pelle dell'orso al pittore, alla famiglia del pittore, il pittore gli dice: ma dov'è questa pelle? È sull'orso. L'orso era ancora vivo, alla fine lo compera e poi non ha il coraggio, anche perché i bambini di casa non volevano, eccetera, si erano affezionati, non ha il coraggio di ucciderlo per ricavarne la pelle. Questa è diventata una attrazione per tutto l'Interland. Pensate che le scuole del circondario, da San Biagio in Calalta, Monastero, eccetera, facevano la gita scolastica, a piedi ovviamente, andando a vedere l'orso a Biancade. Ma è un aspetto, come si può dire, anche banale se volete, però dopo vedremo un legame con le vicende di Lino Selvatico. Lino Selvatico, dicevamo, ha un altro fratello più giovane di un anno, che è Luigi Selvatico, che a Biancade e dintorni, anche oltre, chiamavano semplicemente il Gobbo, perché una malattia infantile lo aveva lasciato deforme e la famiglia, pensando di fargli fare qualcosa, ecco, che non fosse, non so, l'attività forense per esempio, che era stata prospettata per Lino Selvatico, la famiglia lo avvia agli studi di pittura facendogli frequentare l'atelier di Cesare Laurenti. Ecco, entrambi i fratelli si incammineranno su questo percorso artistico. C'è nell'archivio della famiglia un diario di Bianca Selvatico, che era la zia dei pittori, che era la sorella di Riccardo, se non sbaglio era la zia. Bianca Selvatico tiene un diario che percorre qualche decennio della sua vita giovanile prima di sposarsi con Bordiga. Ecco, e c'è un episodio che gli donano per Natale a questi due bambini ancora molto piccoli una scatola di colori e un altro regalo, insomma, dice ci sono stati dei pianti perché entrambi volevano i colori. È una come si può dire, una prefigurazione di quello che sarà la loro vita successiva. Luigi Selvatico è un pittore ancora da indagare, qualcuno lo sta facendo anche di recente, e ha prodotto molte meno opere.
però viene ritenuto ancora più interessante socialmente per tematiche, eccetera, di Lino Selvatico. Lino è il ritrattista per eccellenza, il ritrattista delle belle signore, delle belle dame, ma non solo delle dame, fiori, bambini, eccetera. Il fratello Luigi, che dicevamo è più giovane di un anno, si concentra sulle tematiche sociali. Ci sono dei quadri, non so, macchine sotto pressione per esempio, ecco, un po' fa vedere l'evoluzione, ecco, anche della scienza, della civiltà. Ce ne sono altri, il cortile, l'ospizio, scusate, il cortile dell'ospizio con i vecchi, cioè tematiche e soggetti sociali. Poi Luigi ha anche un'altra attività per cui è molto noto, quella di inventore. Ci sono diversi suoi brevetti pubblicati e stampati, e si dice che il cinema ha potuto fare l'evoluzione che ha avuto perché è attraverso un congegno da lui inventato che si è passati dai film a scatti, ecco, ai film con un andamento liscio, eccetera. Ma poi diverse altre cose, insomma, ci sono brevetti di diverso tipo. La formazione umana e artistica, dicevamo, è quella appunto quella artistica è presso l'atelier di Cesare Laurenti, ma poi ci sono studiando, vanno sfattate anche certe leggende, certi racconti tradizionali. Per esempio si dice che Riccardo Selvatico, il poeta, il sindaco di Venezia, non volesse che Lino si applicasse alla pittura fino alla laurea. In realtà questo disegno, che credo sia tra quelli depositati qui, quello a sinistra, è del 1889, quindi quando aveva 16 anni, ecco, di Lino Selvatico, ed è Bordiga, lo zio Giovanni Bordiga, col cui soggetto 10 anni dopo, esatti, 1899, si presenterà per la prima volta alla Biennale di Venezia. Ecco, lui entra in questa esposizione voluta dal padre senza nessun appoggio, eccetera, ma per meriti entra con appunto il ritratto che attualmente è alla Querini Stampalia di Giovanni Bordiga, che vedete qui sulla destra, ed è da lì che poi parte tutta la sua vicenda artistica, che non è agli inizi sulla ritrattistica femminile, no? Che adesso avrete visto nella mostra, o vedrete nella mostra che c'è qui al museo, è prevalentemente sulla ritrattistica maschile, perché ne troveremo qualcun altro. Ci sono, per esempio, c'è l'avvocato Sarfatti, per esempio, c'è un ritratto dell'avvocato Sarfatti, c'è un ritratto di Volpi, quello che sarà poi il Conte Volpi, ecco, di Giuseppe Volpi, ma ce ne sono altri ancora. Adesso passiamo, fatto questo escurso dove abbiamo un po' rispolverato un po' qualche nozione sulla parte artistica di Selvatico, vediamo, ecco, io volevo concentrarmi sulle tematiche di Lino Selvatico, artista internazionale, perché ha delle vicende umane prima di tutto, ma poi anche artistiche di qualche interesse, fino a qualche anno fa poco note o ignorate completamente. Ecco, lui comincia nel 1903 andando a Cettigne, che era la capitale del Principato, poi sarà Regno nel 1910, del Montenegro. Perché va a Cettigne? Ecco, va a Cettigne perché lo porta Giuseppe Volpi. Giuseppe Volpi aveva istituito la regia dei tabacchi nel Principato del Montenegro. Praticamente dal Montenegro, ecco, importava un po' da tutti i Balcani i tabacchi che avrebbe commercializzato in Italia. E non aveva ancora 30 anni, Volpi, divenne ricchissimo con questo commercio di tabacco e con altri tipi di commercio. Conoscendo il valore di Lino Selvatico, lo convince ad andare assieme in nave, montare assieme in nave, e di andare a Cettigne per eseguire il
il ritratto dei principi ereditari del Principato ripeto, diventa regno nel 1910, qui siamo nel 1903. Ed è una vicenda che Lino Selvatico vivrà male questa e non sarà positiva. Questo è nella corrispondenza che lui manda a casa da Cettigny, e questo è un francobollo con il ritratto dell'allora sovrano, perché era un principale, quindi il principe, se non sbaglio, era Nicola, il principe Nicola, e il figlio di questo principe doveva sottoporsi al ritratto. Vi accennavo prima che lo porta direttamente Giuseppe Volpi, del quale Lino Selvatico già nel 1900 aveva eseguito questo bellissimo ritratto, che attualmente, dico attualmente, non sapendo l'evoluzione degli ultimi 2 o 3 anni, perché c'è stata una successione ereditaria nel frattempo, era, e penso sia ancora, nella villa Volpi, villa palladiana di Maser, che è di proprietà di quella famiglia, perché appunto è rimasto lì. Vedete, ancora è il ritratto di un ventenne, poco più di un ventenne, di lui che appunto lo porta a Cettigny. E questo è la fotografia che è rimasta nell'archivio, che avrebbe servito a perfezionare il ritratto, ma dietro la fotografia c'è l'interessante appunto della madre, la prima, come si può dire, la prima coltivatrice la prima fans, diremo, ecco, per semplificare, di Lino Selvatico è sua madre, che è una signora che proviene dagli Charmé, no? Dagli Charmé, famiglia di commercianti veneziani con palazzo sul Canale Grande. Ecco. La Charmé scrive appunto, tiene un diario, annota tutte le vendite dei quadri del figlio. Nell'esposizione di Milano 1900 scrive: l'autoritratto di Lino è stato comperato dal re, infatti oggi è nelle collezioni del Quirinale a Roma, e dietro a questa fotografia dei principi segnato: Lino andò a Cettigny e non, vediamo perché non ci vedo bene, e non finì i ritratti dei principi perché non gli andavano bene. Lasciò tutto impiantato, ritorna a casa. Allora abbiamo letto tutta la corrispondenza, allora c'era il direttore di Capesero, Fuso, il nome non me lo ricordo, Silvio Fuso. A Catron abbiamo passato delle giornate a leggere tutte le lettere e le cartoline che lui mandava, e abbiamo colto un po' quello che era la palla al piede che ha sempre caratterizzato la vita breve, non lunga, di Lino Selvatico. Questa nostalgia di casa esagerata, come si può dire, che finì col bloccarlo, per cui lui tornò a casa il prima possibile e lasciò, come dice la madre, impiantato. Attualmente non ci risulta che esista questo ritratto, può anche darsi che da qualche parte ci sia, è difficile, vedete anche per altre opere continuano a riemergere, ecco, le opere di Lino Selvatico. Diciamo che negli ultimi 10 anni ne saranno riemerse quasi un terzo di quelle che conosciamo, ma continuano ancora a riemergere, se ne vedono diverse, perché mai nessuno aveva tenuto, ecco, una catalogazione precisa. Lui torna e trova questa realtà, praticamente questa era la capitale del regno. Ecco, capite bene, un paese attualmente ha 14.000 abitanti, insomma, Cettigny. Era in mezzo ai monti, nella parte interna. Ecco,
c'era commercio con l'Italia, con l'Europa, il sovrano andava frequentemente in Puglia lo chiamavano Zi Nicola, ecco, perché era ritenuto un esponente di casa, era una persona semplice, un ex capo pastore, ecco, qualcosa del genere, insomma. Poi dalla sua famiglia è venuta la regina Elena in Italia, con il matrimonio con Vittorio Emanuele III. Però vedete questa realtà, quello che vedete sulla sinistra, questo è il palazzo del principe, quindi una cosa modesta. Ha dovuto, raccontare in queste lettere che ha dovuto portarsi ad Antivari, sulla costa, per comprare la tela per fare il quadro, perché a Cetigna non esisteva tela per fare il quadro, insomma, quindi rimane molto deluso. Questa è la strada dove vedeva in continuazione passare questi soldati avanti e indietro, fare queste finte mani. Insomma, alla fine in una lettera scrive: ecco, non vedo l'ora di scappare, che di musi sporchi, di zingari, di turchi, di albanesi non ne posso più. Sono veramente caduto in un paese di barbari, poco interessante e in compenso carissimo, perché l'hotel nel quale pranzava e alloggiava e dove aveva fatto amicizia con alcuni funzionari, un console francese, eccetera, eccetera, ecco, era l'unico punto di riferimento dove poteva parlare con qualcuno, insomma. Ecco, questa è la lettera che scrive proprio dall'hotel, dal Grand Hotel di Cetigna, che immagino, se quella era la reggia, sarebbe stato un alberghetto, insomma, noi sarebbe un 4 stelle, insomma, un bed and breakfast, poco più. Ecco, poi, allora, perché aveva questa grande nostalgia tra la sua vicenda di Cettigne e la vicenda che vedremo di Milano, il passaggio, e per cui abbandonerà presto anche Milano? Perché lui aveva avuto una figlia, ebbe una figlia che si chiamava Bice, che poi sposò Granata, no? I Granata erano qui anche all'inaugurazione della mostra un mesetto fa. Aveva avuto fuori dal matrimonio, non era sposato ovviamente, con una signora, bella signora, ecco, questa figlia che poi si narra in famiglia. Questa donna, una volta che ha partorito, si è presentata in casa selvatico e ha detto: questa è vostra, gliela consegnate, non l'hanno mai più vista. Questa è la narrazione che ho sempre sentito in famiglia. Però sappiamo il nome, perché dall'archivio è emerso all'indietro di questa foto che vedete a destra, del dipinto che vedete a destra, che è molto simile come fisionomia all'altro dipinto dello stesso anno, che è Visione lontana. Ecco, questa invece Pensieri lontani. Questa dietro la foto c'è l'appunto manoscritto ritratto di Antonietta Gori, madre di Bice Granata. Ovviamente questo appunto è stato redatto, scritto molto tempo dopo, ecco, da parte di qualcuno della famiglia che conosceva la vicenda. Quindi un po' una famiglia, cioè un artista un po' irregolare, diciamo noi. Oggi non faremo una piega, ecco, siamo all'inizio del Novecento, qui in un altro contesto. Lui a un certo momento decide di abbandonare Venezia, dice: Venezia è povera, dà una definizione proprio povera e misera, una cosa del genere, e decide di trasferirsi e fare un'esperienza pittorica stabile a Milano tra 1909 e 1910. Poi ritornerà a Milano quando ormai sarà un pittore affermato e aprirà un suo atelier in corso di Porta Nuova, nella casa che era stata abitata in precedenza da Gabriele D'Annunzio. Ecco, e c'era tutto un giro di rapporti. A Milano lui trova Cesare Sarfatti, avvocato veneziano, appena trasferitosi nella capitale economica d'Italia già allora, appunto,
appunto a Milano, e attraverso Cesare Sarfatti intrattiene tutta una serie di relazioni con le personalità di primo rango, di primo piano di Milano, marchese, duchesse, quant'altro, e comincia a fare tanti ritratti. È in questo periodo che esplode la sua attività di grafica, di incisore, per cui Vittorio Pica ne nota l'attività e ne parla molto bene, ecco, e lui stesso nella corrispondenza mette in luce che guadagna molto con le incisioni, ecco, più che con i ritratti, che poi insomma creano sempre dei problemi, ecco, e anche qui c'è questa nostalgia. E qui c'è una delle vicende importanti che compare narrata molto bene nella corrispondenza, è il ritratto di Giacomo Puccini. Giulio Ricordi manda Puccini, cioè invita Puccini a farsi fare il ritratto da Lino Selvatico. E poi c'è questa lettera che vi leggo: oggi è venuto il dispiacere di sentirmi dire da Puccini che il suo ritratto non gli pare abbastanza rassomigliante e che desiderava ritentarsi l'impresa per avere il piacere di qualche cosa di mio, cioè dice sì, rifamelo. Gli ho scritto un biglietto che è un capolavoro di garbo, dicendomi di non sentirmi assolutamente di fare cosa diversa da quello che ho fatto, di non volere nulla, di essere solo molto contento di aver avuto modo di conoscerlo da vicino. Vedremo se ne sarà orgoglioso. Di fatto Puccini accetterà il ritratto, e il ritratto è questo, che credo sia anche in mostra qui, e il ritratto è stato esposto anche nella mostra di Lucca di qualche anno fa, per sogni e per chimere, su Puccini e le arti. Ecco, quindi è un pezzo importante, ecco, dal punto di vista storico. Poi c'è tutta una serie di vicende con i principi ereditari degli Hohenzollern, eccetera. Quindi si instaura tutta una serie di relazioni, ma alla fine torna, e il motivo per cui torna è la bambina che ormai era già grandicella, la Bice, per cui lui vuole assolutamente continuare, cioè la mamma la sta educando, allevando, insomma, però c'è questo sentimento struggente di affetto proprio per la bambina, per cui a un certo momento decide di tornare a casa. So che leggendo le lettere con Silvio Fuso abbiamo fatto anche abbastanza delle risate, posso dirvelo questo, no? Nel senso che dicevo, ma insomma, ma c'era anche la ferrovia, no? Tra Milano e Venezia, mica era in Sudafrica, no? Però c'era questo sentimento forte per cui alla fine ha preferito tornare a Venezia. Probabilmente c'era anche un altro motivo per cui voleva tornare a Venezia, e torna e intrattiene una relazione con quella che poi diventerà la compagna della sua vita e la madre di suo figlio, del papà dei fratelli Selvatico, attualmente con noi. Allora, questa Francesca Sperti, ma è una vicenda complicata che cercherò di illustrarvi un po' con garbo, anche perché a me interessa mettere in evidenza che più che della pruderia di queste vicende, questa apertura di questa famiglia, che è una famiglia che già dai tempi di Riccardo Selvatico, uomo integerrimo, eccetera, era fuori dagli schemi, perché era il sindaco anticlericale praticamente di Venezia, quello che si è scontrato con il patriarca sardo, con Pio X, e soprattutto per la prima esposizione per il famoso quadro di Giacomo Grosso, no? Dove ci sono all'interno di una chiesa 4-5 baccanti nude sopra un cadavere che festeggiano, ecco, che sbeffeggiano la morte.
Ecco, e il patriarca Salto dispose la proibizione per tutti i cattolici di andare a vedere la Biennale d'arte. Ecco, c'è questa vicenda che non si conosceva neanche in famiglia fino alla mostra di Venezia, quando Giovanni ha avuto una soffiata da una persona che conosceva altre persone di quelli di Venezia, e poi, portando via l'archivio dalla villa di Biancade, l'archivio di famiglia, è riemerso un pacco, ecco, di documentazione con su scritto fuori, scritto da distruggere, ma che la famiglia non ha distrutto, non ha voluto distruggere, ed è emerso che Lino Selvatico è andato a Parigi come altri artisti d'altronde, ma non ha scelto Monaco, perché probabilmente era il faro principale per la luce, di luce per gli artisti, ma è andato all'estero perché doveva scappare dall'emergere di questa vicenda, di questa relazione tra virgolette scandalosa con questa giovane bellunese Francesca Sperti. Ma scandalosa perché era già sposata, era a Venezia ed era la moglie legittima dell'avvocato Pantaleo. Alla fine tutta la documentazione consiste nella corrispondenza tra gli avvocati delle due parti, da un lato l'avvocato Carnelutti per il Pantaleo, dall'altro l'avvocato Sperti, lo zio della Francesca, Angelo Sperti, famoso avvocato nonché deputato al Parlamento di Belluno, e che riguarda vari aspetti, compresa la restituzione dei regali, delle pellicce, dei gioielli, eccetera, eccetera, e il trovare una soluzione al caso, perché in Italia il concubinaggio era un reato, ecco, non esisteva il divorzio. La soluzione consiste trovata consensualmente, consisteva nel far prendere la cittadinanza ungherese al giovane avvocato Pantaleo, il quale si sarebbe trasferito a Fiume, allora nell'impero austro-ungarico, per ottenere appunto la cittadinanza ungherese, e da lì poter ottenere il divorzio che in Ungheria esisteva, era un istituto giuridico esistente. Ecco, le cose vanno avanti fino a un certo momento, nel frattempo viene concepito probabilmente in quel di Parigi, ecco, il Riccardo Selvatico Junior, l'ingegnere, ecco, e poi tornano nel Veneto, eccetera, insomma, rifanno la loro vita, vanno ad abitare in una villa della famosa eredità, ecco, di Mira, sul Brenta, ecco, e intanto la pratica continua, con l'inghippo che nello stesso 14 scoppia la guerra europea, quindi perché noi conosciamo la guerra 15-18, ecco, siccome erano stato nemico, ecco, l'Austria-Ungheria, il tutto si blocca fino alla fine della guerra. Però nel frattempo abbiamo, ecco, questa è la parte artistica, abbiamo che per esempio questo dipinto viene firmato Lino Selvatico, Parigi 1914, quindi è una delle cose che Lino Selvatico esegue, così come sono datati da Parigi questi due disegni, ecco, il Parigi 3, Parigi 28 maggio 1914. Ecco, questa è la vicenda. La chiudo qui prima di passare all'ultimo aspetto internazionale, la chiudo qui dicendo che la vicenda di fatto non si sblocca perché i Pantaleo e la Sperti ottengono la sentenza di divorzio in Ungheria, però si blocca tutto fino alla fine della guerra. Poi, quando si riprende la vicenda, è il Comune di Venezia non accettare
quanto si era raggiunto attraverso la pratica della delibazione, cioè con la delibazione, è una cosa che ho parlato un avvocato, loro sanno cos'è, ecco, doveva il Comune di Venezia recepire e trascrivere la sentenza. Il Comune di Venezia si rifiuta affermando che sì, c'era la cittadinanza ungherese, ma nel contempo era rimasto in capo all'avvocato Pantaleo anche la cittadinanza italiana, perché lui continuava a risiedere nel frattempo in Italia. La cosa si risolverà nel 29 con la trascrizione del divorzio nello stato civile, però nel 29 Lino Selvatico era già morto da 5 anni, quindi sostanzialmente lui non ha mai sposato Francesca Sperti, anche se lui i suoi ritratti li intitola Mia moglie, eccetera, eccetera. Oggi diremo la mia compagna, ecco, allora era accettata come moglie all'interno dell'Istituto Tridentino del 500 del matrimonio, ecco, lo si sa bene, esami storici, ha solo 4 secoli, 5 di storia alle proprie spalle, adesso credo sia abbandonato, e in precedenza il matrimonio era quello che la comunità sapesse che due erano assieme da marito e moglie, bastava saperlo. Ecco, quindi di fatto questa è la vicenda. C'è un'altra vicenda internazionale, con questa mi avvio verso la fine, che è ormai un Lino Selvatico che è stato alle Biennali più volte, c'è stato un personale alla Biennale del 12, eccetera. Insomma, è talmente famoso che attraverso una serie di interposizioni di persone importanti spagnole, ecco, il re Alfonso XIII di Borbone, il re di Spagna, ecco, vuole avere un ritratto di Lino Selvatico. Lui e la sua compagna, moglie, Francesca, si trasferiscono nel 22-23 a Madrid per eseguire questo famoso ritratto. Famoso perché ne ha parlato la stampa italiana ripetutamente ed è molto documentato, ma il ritratto non l'abbiamo trovato. Sembra sia andato distrutto durante la rivoluzione franchista degli anni 30. Ecco, e questa è nell'archivio di famiglia la foto del 4 novembre 22 all'Hotel Palace di Madrid, che esiste ancora, ed è la comunità italiana di Madrid che sta festeggiando il 4 novembre, e quindi arrivano questi due pittori e poi la stampa italiana ne parla ampiamente, insomma c'è abbastanza documentazione. Lui manda questa cartolina a casa alla madre e gli indica con un segno di penna, poi lo spiega nel retro, che su quella finestra c'è l'ambiente che gli ha messo a disposizione nel Teatro Reale, e Alfonso XIII gli ha messo a disposizione per eseguire il ritratto dove il sovrano andava a posare. Ecco, c'è tutta questa storia, ecco, particolarmente importante, e quello che è rimasto nell'archivio di famiglia è questa foto firmata da Alfonso XIII a Lino Selvatico. Ecco, però appunto non abbiamo la descrizione del dipinto in modo puntuale, compare nel febbraio del 23 nell'illustrazione italiana, e si scrive: Lino è di nuovo al suo studio a Milano, era tornato dai primi dell'anno dopo una tappa nel Veneto, tornando da Madrid dove ha fatto il ritratto niente meno che al re. Lui gli ha fatto il ritratto a olio e il re gli ha dato un ritratto in fotografia con la scritta Lino Selvatico Alfonso XIII. Quando i sovrani sono veramente contenti, i loro pittori fanno così. Io non posso dire se il ritratto di Lino è tra i suoi più belli, perché sinora Lino non ne ha neppure la fotografia, purtroppo. Ma posso dire che la fotografia del re a Lino mi piace. So che il quadro, mezza figura seduta all'aria aperta, lo rappresenta nell'uniforme azzurra degli Ussari di Pavia, e che il re ha posato con disinvoltura se non con entusiasmo. Ecco, insomma, è documentato. Tutto questo
trova alla fine un incidente automobilistico avvenuto nel luglio del 24 nella strada tra Spercenigo e Biancade. La famiglia era particolarmente attenta a tutta l'evoluzione, insomma, ci sono tutte le foto di moto, anche una delle prime vetture dell'Ottocento che vede lo zio Silvestro con il pittore Luigi. La famiglia era, come si può dire, attenta al progresso, era una famiglia progressista in quel di Venezia, e questo progresso, appunto l'uso della motocicletta che costerà la vita, ecco, diciamo, oggi ci rimane sostanzialmente l'opera, ecco, di un pittore che è morto appunto ancora giovane. Il figlio Riccardo era adolescente, ecco, diciamo, alla morte di suo padre, e attualmente appunto le ceneri riesumate appunto dei due pittori, Lino e Luigi, sono nel cimitero di Biancade. Anche qui c'è un particolare un po' relativo alla famiglia a cui voglio accennare, ed è questo, che quando c'è questa apoteosi attorno al feretro del Lino Selvatico lì a Porta Altinia, sulla strada in piazza della Porta del Garibaldi, ci sono diversi discorsi eccetera, e i giornali, alcuni dicono adesso, dopodiché la salma, il corpo è partito per la chiesa di Biancade. Un altro giornale invece dice è partito per Biancade semplicemente. Biancade viene tenuta l'orazione funebre da parte del podestà, del sindaco del tempo, che era l'avvocato Acervoni, il cui testo è conservato nell'archivio, ma non c'è traccia di funerale, ecco, nei registri parrocchiali, così come non poteva esserci traccia del matrimonio, che ovviamente non c'è stato né civile né religioso, perché non gliene importava poi più di tanto la famiglia Selvatica in quel periodo. La componente femminile era devotissima. Io ricordo una signora Selvatico, quando ero bambino, ogni giorno di pomeriggio passava per la piazza e andava in chiesa a prendere la comunione. La parte familiare, le donne erano religiosissime. Ecco, da Riccardo Selvatico ai suoi figli c'era una componente accentuata di laicismo e di anticlericalismo. Quindi non c'è l'atto, perché non c'è stato il funerale religioso, mentre di Luigi Selvatico sappiamo con precisione Lino Selvatico non era battezzato. Ecco, il fratello Luigi si fece battezzare il giorno prima della morte, nel 1936, proprio sul letto di morte chiede di essere battezzato, un po' per dire, ecco, della famiglia. Però, nonostante questo, dicevo prima in un passaggio di intervento che sarebbe un po' da studiare sta vicenda del rapporto tra religione, famiglia, religione e sfera pubblica, perché sicuramente i Selvatico erano, come si può dire, avevano una punta di anticlericalismo, ma all'insegna di quel concetto di libera Chiesa in libero Stato, che era il concetto risorgimentale al quale erano rimasti sostanzialmente fedeli, almeno la parte maschile della famiglia, ma non erano anticlericali come è stato supposto, soprattutto dopo la polemica col patriarca Santo. Nel diario di Bianca Selvatico c'è praticamente la presenza quasi quotidiana in casa Selvatico del cappellano di Biancade, che andava a giocare a scacchi con la Nina Charmet, con la madre, con la moglie di Riccardo Selvatico, e molto spesso a pranzo arrivava anche il parroco di Biancade.
Ecco, qui proprio la Bianca segna, oggi è venuto a pranzo il dottor Lamprecht, il parroco di Bianca, il cappellano, eccetera, eccetera. Quindi c'era anche una civiltà di rapporti che insomma va oltre la leggenda, quella dell'anticlericalismo così accentuato come si vuole far credere. Bene, io vi ringrazio dell'attenzione.